Finalmente il parco aperto. Finalmente sì. Contentissimi, guarda, una cosa incredibile per i bambini. Oggi è il primo giorno che hanno aperto il parco, sono felicissimi. Riaprono i parchi gioco e bimbi e genitori ringraziano. È una bella valvola di sfogo adesso, quindi bene, siamo contenti. Adesso le stiamo facendo un po' alla volta. È andata dappertutto, su tutte le giostre, è stata molto molto contenta. Non vedeva l'ora, infatti è stata lei stamattina a vedere che aprivano il parco e mi ha detto subito che vuole andare fuori a giocare. A Vicenza il sindaco Rucco ne ha aperti 7, tutti sanificati secondo le linee anticontagio, e nei prossimi giorni ne saranno aperti altri. Aperti tutti i giorni della settimana con orario ordinario, al momento sono i parchi gioco di via Adenauer, via dell'Ippodromo, Villa Tacchi, via Rossini, via Cadamosto, via Mameli e quello non recintato di via Europa. Siamo stati chiusi quasi 3 mesi con loro in casa ed è stata molto dura per loro. Noi più o meno, bene o male, siamo andati anche a lavoro, però loro è stato molto dura per loro, molto nervosa, molto proprio la voglia di contatto e di giocare con gli altri bambini che gli mancava. Al cancello le indicazioni di comportamento anti-Covid, distanze di sicurezza, mascherine, distanziamento sociale, gel igienizzante. Mamma e papà e bambini sono tornati nei parchi, peccato però che poco più in là siano tornati anche altri abitué, questi però meno graditi delle aree verdi.